Ben ritrovati per il secondo episodio di questa partita con Venezia. Eh, Ormai i primi 5 anni di gioco sono trascorsi e sono andati abbastanza bene. Siamo riusciti a vassalizzare la Tunisia e a prendere Ifni, sperando che quello sarebbe stato la nostra rampa di lancio per le esplorazioni geografiche, ma abbiamo dovuto riscontrare un piccolo problema, cioè il fatto che trovandosi al di là del nostro range coloniale non possiamo farlo diventare una provincia nazionale. Accidentacci. Allora, il nostro range coloniale, dov'è che? Ecco, come vedete è 160, bassissimo, non andremo da nessuna parte. Aumenta di 80 però. Con questa idea. Questo è ottimo. Allora, aumenti 80 con quell'idea e aumenterebbe anche di 115, però dovremmo guadagnare diversi livelli, 4 livelli. Quindi qui sono 3 idee nazionali e lì 4 livelli. Allora, noi intanto che sviluppiamo la tecnologia dobbiamo trovare una provincia intermedia che possibilmente sia integrabile il prima possibile. C'è Palma di Maiorca, se no una di queste province algerine. Ma questa è lontana, abbiamo detto. Dobbiamo fare i conti. 410. Quindi con Maiorca si collegherebbe bene. Però questa è l'ultima provincia che sia nel nostro range. E sarebbe anche perfetta perché non ci costa niente integrarla, nonostante le tradizioni berbere. Però 147 sono 200. Oh mio Dio. 263. E 263 per averli come range dovremmo ottenere il livello 7. Che storia. E tra l'altro poi dovremmo quindi postdatare questi. Non è possibile. C'è sempre qualcosa che non va, perché se invece prendiamo quella dopo possiamo procedere già alle idee nazionali, però dovremo aspettare un po' di più per poter integrare le province. Sì, però dobbiamo prendere questa provincia. Maledetti. Allora, questa ci costerà un po' integrarla, 120 costa, perché il costo di base è 60, ma raddoppia. Però vabbè, dai, è una spesa accettabile. No, la cosa terribile sarebbe tipo conquistare Tangeri, che ha un costo base di 160 e che raddoppi diventa 320. Allora, quindi il nostro nemico è Algeri. Dobbiamo prendere il prima possibile. Prima di racimolare 1200 punti che ci serviranno per far questa.
sarebbe l'ideale avere questa provincia in modo che poi quando abbiamo l'idea nazionale integriamo subito le due province e ci catapultiamo a occidente. Quindi nel frattempo bisogna capire come fare sta guerra, perché non abbiamo casus belli noi contro... Sì, ho una tregua. Ah, però è finita. Ok. Noi non abbiamo casus belli contro Algeri, però pensavo, dato che non voglio perdere altri due di stabilità e avere un esaurimento di guerra che già è altissimo, forse mi conviene abbassare. Però poi ci passa ancora più tempo, mamma mia. No. Allora io direi aspettiamo un annetto. Almeno. Questa anche sarebbe buona. Però il fatto... La manodopera, cioè, si ripristina nei millenni quasi. Penso un anno mi recupera 1700. Quindi se per arrivare a 17.000 ci vogliono 10 anni. Non posso fare una pace in 10 anni. Allora, conquista Ferrara no. Io fra un po' metto gli ottomani come... Loro non hanno ancora... Ah, vabbè, pensiamo una cosa per volta. Questi non hanno ancora alleati e forse prendermi queste 3 province non sarebbe male prima che magari la convertano anche. Sarebbe un bel introito aver Ragusa. Ci darebbe più potere commerciale. Intanto il Marocco chissà che fine farà. Allora io direi qua cerchiamo di non dovercene occupare troppo. Tanto ci costa solo 10. Allora io quindi... Bella storia sta qui. Richiamiamo questo. Cercherei di procurarmi un casus belli contro io. Ah, però questi hanno un po' di alleati in più. Che storia complicata. Questo è un no, dovremmo trovare magari un alleato per poi attaccare gli ottomani, sperando che Algeri scenda al loro fianco, in modo che noi possiamo conquistare una provincia di Algeri. Un piano un po' strapazzoide. Nuovo termine. Però potrebbe funzionare. Quindi noi adesso creiamo il casus belli perché possiamo creare una pretesa sulla Morea. E nel frattempo prepariamo la flotta, perché qui loro sono in pace. Aspettiamo che scendano in guerra con qualcuno, di sicuro. Qualcuno dell'est, spero che ci entrino con sti stati stupidi, così spostano il loro esercito e noi pattuiamo gli stretti e gli impediamo di tornare indietro e intanto col grosso dell'esercito attacchiamo. Così se ci va tutto bene magari prendiamo il Peloponneso e anche una provincia dell'Algeria. Potrebbe essere il piano. Però dobbiamo prepararci che flotta hanno quelli lì, perché credo che sconfiggere gli ottomani con la flotta non sia facile. Invece non è neanche troppo difficile. Non hanno una flotta così numerosa. No. Pensavo, ma deve essere stata distrutta in qualche guerra, perché in genere hanno una delle flotte più potenti. Comunque sono in pace. Si vede che all'inizio non hanno una flotta importante. Meglio. Allora, noi comunque prepariamo un po' di flotta perché
anche se siamo già al limite in realtà, preferisco spendere un po' per la flotta, perché hanno anche Algeri, dov'è che sono quelli lì? Algeri, che ha 7 galee, gente pericolosa insomma. Quara Koyonlu penso che non possa fare molto. Il problema sarebbe se riescono a passare via terra in qualche modo, eludendo la nostra sorveglianza. Dov'è Quara? Come si chiama quello stato assurdo lì? Che è loro alleato? Quara Koyunlu. Quara Koyunlu. E vabbè, e poi la Crimea. Beh, non credo la Crimea avrà una flotta super potente, no? Vabbè, comunque controlliamo per sicurezza tutte queste cose perché non voglio che la mia flotta venga distrutta. No, la Crimea non ha nessuna flotta. E invece Quara Quiquon, una galera. No, no, no. Allora, quindi solo Algeri e Ottomani hanno una flotta, basta farle fuori separatamente. Quindi, come ci prepariamo alla guerra? Abbiamo detto un anno di pace in quest'anno. Allora, noi abbiamo già riempito il limite, anzi lo stiamo già sforando. Allora, prima cosa, imbarchiamo questi uomini che non possiamo di certo lasciare. Li mandiamo a Tunisi. Subiranno un attrito a Tunisi? Non dovrebbero, sì, territorio amico. Qui spendiamo pure questi soldi per impedire che ci sia rischio di rivolta. Non abbiamo più... no, adesso non abbiamo più il... casus belli con Bisanzio. Ma invece pensavo di non prendere Maiorca, come avevo detto nello scorso episodio, perché ha troppi alleati. Il Portogallo, cioè non possiamo sconfiggere la flotta portoghese ancora. Ce lo riserviamo per il futuro. Hanno troppe navi pesanti, soprattutto poi essendo insieme ad Aragona e Napoli sarebbe troppo difficile batterli tutti. Per ora ci limitiamo a questi turchi. Ah, Tunisia collassata. Invece l'aspettavamo. Avranno 0 entrate da... Sì, ma non avevano tanti introiti neanche prima, mi sa, da quelle province. Non è troppo grave la situazione. Quindi intanto Urbino è occupata da questi malefici. Noi abbiamo solo un'alleanza, che sarebbe molto utile averne anche una con gli austriaci. Mio Dio, infatti se perdiamo quell'unica alleanza... Ottimo, abbiamo un cardinale nella curia. Questo mi piace molto, mi piace assai. Dai che magari cacciamo via sti svedesi e controlliamo la curia. Va bene, allora adesso mandiamo il diplomatico a fabbricare. Vedi che loro hanno qui un bel esercito. Però se riusciamo a bloccarli, voi siete... Che relazioni avete con questi malefici? Vediamo un po'. Spero molto pessime, non si può dire, però. Crimea, come positive? Ah no, però non abbastanza negative. Ottomani, neanche loro così negativi. Così l'esercito della Crimea potrebbe arrivare in aiuto. E quindi anche qua a Koyonlu. Voi invece a Koyonlu
Avete relazioni persino positive, quindi ho capito, rischio che facciano il giro. Vabbè. Si vedrà, al massimo non conquistiamo niente. Tanto se dominiamo il mare gli ottomani non possono farci niente. Ok. Bene, bene. Perché c'è tutto sto rischio di volta, nonostante il meno 10%? La stabilità non è che aiuti molto. Nazionalismo e intolleranza. Insomma, non ci sarà pace. Ricordiamoci di mandare sto qua. No, che... Se l'ho imposto come rivale, che benefici ci sono? Magari riesco anche a fabbricare più velocemente la pretesa. Spy offense. Va bene. Un momento. No, non New York. Questo. Allora, Morea. Ci vuole proprio un anno per fabbricarlo. Proprio quello stesso anno con cui io spero di ridurre un po' gli esaurimenti guerra. Sì, sperando che... Dai, sbrigatevi. Quanto ci vuole per percorrerci? Credo che è fuori dal range. Ci vuole un sacco di tempo per percorrere quel territorio. Però prima di tutto facciamo anche 2 navi pesanti. Anzi, non facciamole qui. Facciamola a Venezia, in qualche territorio un po' più isolato. Nel caso scoppi qualche guerra non ho voglia di perdere denaro per aver fatto le navi. Qui non abbiamo buoni obiettivi. No, no, no. Certo che noi stiamo creando delle pretese su queste province e non c'è stato bisogno. Che fortuna. Non possiamo dire di essere sfortunati. Ecco, qui è arrivata la flotta. Forza Anselmo. Lo assegniamo. Adesso lo assegniamo a questa flotta. Così possiamo pattugliare meglio i commerci. Com'è quel nuovo centro di commercio, Safi? Il più povero così. Local 03. Vabbè, si capisce perché ci sono province così povere. Produce pesce. Oh mio Dio. Speriamo che non se la passino troppo male. Io cerco di tenere buone relazioni anche con l'Austria. Ecco. Quindi abbiamo già il casus belli. Proprio per tutte e due le province. Cioè io pensavo di conquistare questa senza nessun casus belli adeguato. Invece... Cos'è che è successo, scusa? Niente. Niente di che. L'Ungheria invece non demorde, eh? Non gli cede Urbino allo Stato della Chiesa, forza Ungheria. I nostri alleati ci vogliono bene.
Magari se riusciamo ad avviare, ci riusciamo, penso. Ecco l'annessione di questo stato molto utile. Sarebbe più utile se lo mettessimo. Qui. Abbiamo preso poi quell'atto. Ah no, non potevamo più perché non avevamo il leader abbastanza forte. Liquaract. Vabbè, alle elezioni poi diventerà migliore. Navigation Act. Sì, per non averlo preso stiamo spendendo un sacco di... Cioè, stiamo perdendo tanti soldi perché 5% in più di tasse non li abbiamo. È come non averli guadagnati, è come averli persi. Non ho ancora capito cosa vuol dire attach to this unit. Ah, tipo che i nostri alleati possono seguirci, credo. Anche questa è una novità. Qui. Questa è la guerra di conquista di Casablanca da parte del Marocco, però se la assedia la Spagna a Casablanca, non so come farà il Marocco. E c'è il Portogallo a prendere Casablanca. Ecco, una guerra più che mai proficua. Allora. Adesso mandiamo il resto del nostro esercito. Qua. Mandiamo questa nave a vedere che cavoli combinano gli ottomani. Con chi in guerra, scusa? Con Karaman, uno stato potentissimo. Notoriamente lo conquisterà velocemente, immagino, quindi dobbiamo tenerci pronti a dichiarargli guerra. Come va il nostro esercito? Possiamo reclutare un altro, però recluteremo mercenari questa volta. Non abbiamo possibilità di perdere altri uomini. Ecco, invece questi hanno 10.000 uomini. Noi non abbiamo leader. Ah, non abbiamo il leader, bene. Vanno. Sì, di verità faccio questa cosa, così. Voglio raggiungere il prima possibile 100 più 100 per poter rimandare poi. Verso i miei vassalli questo simpatico diplomatico. Chi vuole conquistarti? Ordine teutonico. A Genova ha concesso la sconfitta, gli è andata ancora bene. E quindi intanto... Brava Ferrara, assali sti papalini, sti papotti. Ma facciamo ancora la stessa cosa. Spero di finirla con sti austriaci il prima possibile. Penso che il prossimo mese saremo a posto. Mi viene da selezionare le navi bizantine. Allora, la nostra navucola è qua. E l'esercito... Quindi questi si sono trovati tutta la... Ah no, non hanno chiamato gli alleati bizantini. Essendo una guerra d'attacco. E se noi li attacchiamo mentre loro... però no, noi vogliamo che gli alleati intervengano. Giusto. Speriamo che intervengano. Sì, interverranno. L'esercito bizantino ottomano non è più in vista. Magari sto facendo confusioni di nomi perché io quando gioco mi distraggo. Sto magari confondendo ottomani e bizantini.
Allora, adesso questi li mandiamo, eccolo qui che possiamo farlo, ad annettere Nasso. Ci impieghiamo 10 anni. E questo quindi lo richiamiamo. E lo mandiamo o a Corfù oppure anche in Francia, magari, che così ci assicuriamo che i francesi ci vogliano bene a lungo. Sì, sì, in Francia, meglio in Francia. Gli diamo altre assicurazioni, tipo proclamiamo di garantire la loro indipendenza, insomma. Che se qualcuno dichiara guerra a loro, li aiuteremo. Allora, tu fai un po' di giri qua intorno a vedere quello che combinano. Sti ottomani. Quindi qui l'esercito è pronto ad assaltare. Gli algerini. Come va il resto di volta? Non rivoltatevi, maledetti. Vabbè che saranno pochi se si rivoltano, però. Ah, ecco. Selezioniamo il tipo di... o no, aspetta. C'è rischio di volta qui? No. Voglio selezionare il tipo migliore di fanteria e in generale anche la cavalleria. Com'è la mappa del territorio qua? Deserto, deserto. Allora, se li attaccassimo qua, ci troveremmo un po' in svantaggio. Invece attaccarli qua è meglio. Quindi può andare bene l'attacco. Unità d'attacco possono andare bene. Però solo a patto che li attacchiamo qua. Speriamo. Del resto questi nostri alleati non sembrano molto propensi ad aiutarci perché non hanno più manodopera, penso. Forse per quello. Che non hanno esercito. Oppure non temono guerra. Non temono guerra perché la manodopera ce l'hanno. Allora, gli abbiamo mandato le garanzie, gli mandiamo anche... Ah no, dobbiamo aspettare. Cosa facciamo nell'attesa? Bah, mandiamo e facciamo subito tornare questo. Conquer Lombardia. Non è povera la Lombardia. Sono alleati però con Provenza, Austria, Mantova e Toscana. La Provenza se la vedrebbe male contro i francesi. Milano e Mantova se la vedrebbero male contro me, ma l'Austria sarebbe un problema. Cioè, molto problema. Problematico. Andiamo a richiamare anche le altre truppe. Anzi, potremmo anche offrirgli l'accesso militare. No, vabbè, mandiamo intanto questo. Allora, intanto reclutiamo anche mercenari. Cos'è? Midwinter? Ah. In queste regioni montuose l'inverno e appunto è mild,
vorrà dire fresco, immagino, freddo, non so. E quindi c'è più attrito sia per noi che per i nemici. Più attrito, lo chiamo attrito, più problemi per l'esercito. Chissà, non saprei che parola italiana si possa utilizzare. Beh, non siamo poverissimi, però neanche tanto ricchi, vedo. Se non abbiamo introiti, come potremo finanziare le colonie, la colonizzazione? Alla fine vedete che è stato utile questo, per quanto è possibile. Ecco, in effetti magari in questo periodo prebellico possiamo ridurre un po' il mantenimento. Vabbè che penso di dichiarare abbastanza presto guerra. Si stanno creando delle strane guerre, quindi. Con chi siete in guerra? No, sono questi. Con Kandar. Un disastro. Perché Kandar, tra l'altro, di che tipo è? Un sultano oppure è ortodosso? O no? Temo che loro vogliano espandere la flotta, come stiamo facendo anche noi. Diamogli sto accesso. Allora, qui abbiamo anche il resto dell'esercito. Appena fanno queste navi, gli dichiariamo guerra. Mi pare non ci siano truppe in Grecia. O la va, la spacca. Allora, prima cosa che farò è, sì, dato che stanno anche potenziando l'esercito, è attaccare sti algerini, che così non ci daranno più problemi. Che vediamo. Intanto il Marocco è distrutto. Vediamo chi sono i migliori generali in circolazione. Speriamo non quelli algerini. Ah sì, quello algerino, ho visto che beh, è peggiore al nostro, più o meno come il nostro. Allora, quindi chi sono i migliori in assoluto? Meglio non avere in guerra l'Ungheria e la Francia soprattutto, ma anche Mosca. Il nostro, vabbè, ci può stare. Soprattutto queste sono importanti, e l'assedio e la manovra mi sembra credo sia meno importante. Allora, beh, non siamo ancora pronti per dichiarare guerra, perciò questo lo mandiamo ancora un po' in Francia. No, non possiamo, lo mandiamo a Nass. Ci vorrà un po' per migliorare la nostra opinione presso i nassosiani, o come si chiama. E siamo quasi pronti però. Contadini. No! Alla fine ce l'hanno fatta i portoghesi. Questo è quello che volevo evitare. Vabbè, dai. Potevano forse anche andare peggio. Tra l'altro questi qui hanno già delle colonie più in là, quindi non gli darà grandi vantaggi, credo, Casablanca. L'importante è che non si espandano
troppo oltre. Vabbè, tu vai qua intanto. Come va la nostra? Beh, siamo meno di 2. Ecco, elezioni. E questo fatto delle elezioni io ho pensato che, cioè penso che alla fine convenga perdere tradizione repubblicana e quindi soprattutto perdere un po' di... cioè la stabilità costerà di più ma tanto non la vogliamo comunque incrementare, però almeno abbiamo più punti monarca e sì, più punti... come si chiamano? Sì, punti monarca. Ci ha dato questo? Mi pare di sì. Ottimo, proprio quello che serve a noi. Allora, dato che cresce molto velocemente queste... ci conviene dichiarare anche noi molto velocemente guerra agli ottomani. Giusto? Pare. Tu non pattugliare più. Vediamo se la flotta sì, è in ottimo stato. Vediamo di cogliere di soppiatto quella algerina. Quindi dichiariamo guerra così. Però il fatto che se cogliamo quella algerina, poi c'è gli ottomani controllano il mare. Da questo lato. Quindi è meglio cercare di cogliere quell'altra, quella ottomana, che magari è qua. La cogliamo di sorpresa, la distruggiamo e ce ne torniamo a casa belli soddisfatti. Così lasciamo un po' di navi a fare il blocco. Ah, bravi, Kandar, affondate quelle poche navi che hanno gli alleati degli ottomani. Con chi siete in guerra? Con un po' di gente. Però almeno la battaglia navale la vincete. I mamelucchi anche sono entrati in guerra. Chissà chi la vince quella guerra lì. Nuovo papa. Ecco, noi abbiamo un po' di tradizione da usare. Ok. Ok, teniamoci pronti. Alla fine del mese... Allora, credo... Com'è la flotta ottomana? È qua. E perché torna indietro? Boh. Il 31 richiamo, cioè il 31 richiamo il diplomatico. Ok. Unisco la flotta. Non possiamo più. Allora, invece ho dimenticato una cosa un po' importante. Però non credo che l'attacco avverrà in un mese, quindi questo lo mandiamo di qua. Penso che appunto verso quella data. Allora, questi dove vanno? Cipro. Beh, attendiamo. Bravi. Non abbiamo il casus belli contro Aragona, ma non intendevamo usarlo. Quindi è meglio che non ci facciano più embargo. Tutto sommato. Vabbè che non credo ci potessero fare chissà quali danni. Allora, direi che appunto appena ritorna...
Questi vanno a Cipro. Noi ormai siamo arrivati. Qui soffriamo. Sì, in effetti. Qui dobbiamo dichiarare guerra il prima possibile perché ci schizzerà in aria l'esaurimento di guerra. Cavoli, quanta gente abbiamo perso. Siamo nel deserto e quindi giustamente perdiamo. Allora, teniamoci pronti. Allora, abbiamo detto che non abbiamo casus belli contro loro, quindi non è il caso di dichiarare guerra, ma dichiareremo guerra invece agli ottomani e prendere la Chea potrebbe essere il casus belli piuttosto che la Morea, che così se riusciamo solo a prenderne una gli stacchiamo un pezzo di territorio, lo isoliamo. Può essere una buona idea. La Francia non parteciperà all'assalto. In effetti avere un alleato da questa parte che partecipa non sarebbe male. Chiamare la Polonia in aiuto? Magari loro partecipano, però noi abbiamo già riempito questo. Ma dai, non c'è bisogno della Polonia. Proviamo da soli. Non dimentichiamo niente, vero? Pare di no. Quindi avanti, dai, la prima crociata contro gli ottomani. Che facciamo? Quindi non chiamiamo la Francia, dichiariamo guerra e subito abbiamo ingaggiato battaglia navale come previsto con l'intera flotta. Hanno un uomo migliore, non hanno idee navali, vero? No, non hanno nessuna idea, però noi siamo di più, non abbiamo ancora le navi. In effetti mi sono dimenticato il particolare delle navi. Ah, è vero, non hanno chiamato in aiuto. Crimea, Algeri, bene, perfetto. Un'idea potrebbe essere, non dimentichiamo questo, mandarne un po' di qua, se vediamo che scappano, perché se non scappano non serve. Vediamo com'è l'esaurimento di guerra. Non è altissimo. Però adesso ci salirà di una... mio Dio. Però almeno... Ah no, abbiamo perso ancora uomini. Quelli stanno vincendo, non si è capito bene come. I guerrieri non leggono libri e perciò noi dobbiamo perdere stabilità. Con una guerra che insomma focalizza ogni persona capace e produttiva della nazione, non c'è più tempo per attività frivole, per le attività frivole di musicanti e poeti. E persino il migliore dei poeti non è migliore soldato che un comune contadino, e perciò ci tocca perdere stabilità. Dai che adesso però ecco, qui non ho invece visto cosa stanno facendo tutti folli, perché se riusciamo a raggiungerli in tempo. 29. Qui la battaglia navale sta andando per il meglio. Ottimo. Vediamo com'è la nostra flotta. Ma rischiamo di perdere qualche nave. No, però non credo.
Grazie per partecipare alla guerra, ragazzi. Allora, bene, riusciamo ad attaccarli nel momento migliore. Non sono ancora preparati. Però questi qui, se riescono a passare in tempo, non ho nessuna nave che possa fermarli. In effetti non ho pensato che durante la battaglia navale quelli lì potevano passare. Perché? Una nave, questa qui, quanto gli manca? 30 giù, troppo. Ah, c'è questa. Vai! Sarà un po' difficile che arrivi per tempo. Almeno gli alleati, pensateci voi, no? La prima cosa che succederà è la fine. Ok, un momento. Vediamo come va, penso proprio bene. All'inizio non è sorprendente. Ottimo. Abbiamo distrutto in un giorno praticamente l'intero esercito nemico. E allora, prima di tutto andiamocene da questo deserto maledetto. Quando è che arrivi? 17. Ok. Ah no, questo non serve. Andiamo di qua. Intanto potremmo sviluppare questa tecnologia. Non ci serve. Cioè, non è che non ci serve, però. Allora, non abbiamo personaggi. E loro sono ormai alla distruzione. Ci hanno ceduto solo una galea per in questo modo. Allora, noi stacchiamo le danneggiate, le altre le mandiamo subito negli stretti, questa creta. Arriverà in tempo. Uè, intanto la Polonia ha guadagnato 3 province nel nord. È potente la Polonia perché mi sembra che abbia anche un'unione personale. Infatti. Eccoli lì. Questi invece sono già passati, però sono solo 6.000 uomini. Aie. E vabbè, aie. Li distruggiamo in un secondo. Pensavo in meno tempo. Ok, gli abbiamo fondato una galea. Questi attaccheranno Nasso. Maledetti. Allora noi dobbiamo assolutamente mandare... questi sono usciti dal porto. E dobbiamo stare attenti perché non abbiamo ancora capito che fine ha fatto la flotta algerina. Qui lasciamo... No, aspetta, vero? Stiamo un po' esagerando. Dov'è la loro capitale? Ecco perché in effetti non ho considerato che poteva anche essere questa. Quella, quindi non è problematico. Però tutto l'esercito sarà impegnato in questi assedi. Intanto perdiamo un po' di gente. Allora dobbiamo da un lato... Mio Dio, che cavolo di cose dobbiamo fare? Allora... Io direi...
Oh mio Dio, non abbiamo grandi navi. Lasciamone. No, però non possiamo usare tutte quelle. Ok, voi tre siate temerarie, andate a bloccare il porto da sole. Tanto da quel lato non abbiamo grandi flotte, voglio affondare definitivamente questi ottomani prima che sia troppo tardi. Se ce n'è una messa un po' meglio, tipo questa, la mandiamo a proteggere Corfù. Qui abbiamo per fortuna questa nuova nave. Dov'è che va? Gulf? Cioè, arriva l'11. Aspettiamo qualche giorno. Ok. Secondo, se tutto va bene riusciamo ad affrontare quei malefici. Ecco. L'unico problema è la stabilità, che adesso è un po' davvero troppo bassa. Ah no, quelli se ne stanno fermi adesso. Cerchiamo di precludergli ogni via di scampo. Mandiamo quelli. Questi dove vanno? Se ne stanno fermi. Ecco, questi hanno protetto ormai la via. Gli stretti sono bloccati. Ecco, tutto sta andando come previsto. Anche Bisanzio ha dichiarato guerra. Potrebbe essere un'occasione, Bisanzio. L'ultima occasione. Vediamo. Il 25. Allora, noi rallentiamo un po'. Di verità possiamo aspettare ancora 2 giorni. Tipo. Ok, il 22 può andare. Pattuglia. Ok, li abbiamo ingaggiati. Non è partito bene, ma però adesso... Perché avevano... Partono sempre favoriti, non si capisce bene perché. Bene, gli abbiamo preso altre 2 galee. Naturalmente qui inizia a costare un po' la flotta. Allora, questi se ne vanno. Dove andiamo anche noi? Ok, qui intanto ci sono un po' di novità. Bruno Cassandro lo lasciamo qui nella capitale, questo li mandiamo qua. Ok. Però facciamo una cosa del tipo, non si capisce più niente. Beh, tanto prima o poi, e chissà dove è la flotta algerina. Sto cercando di posticipare gli effetti negativi di questa roba. Intanto noi abbiamo questi 2 nemici che voglio assicurarmi non abbiano flotte che magari ci attacchino all'improvviso. La Crimea forse ha perso anche l'ultima flotta che aveva, però gli rimangono 3 navi. Invece quel Quara, Quara e questi ne hanno 4, quindi se mi attaccano insieme sono spacciato. Loro se ne stanno lì. Noi intanto ci
concentriamo sugli ottomani. Ecco la flotta algerina. Catturato la nostra nave, perché dove vanno? E in questo modo però non ho pensato a quella nave. Dove vanno? A Messina. Ok, Corfù. Gli ottomani si sono presi Corfù. Dov'è che va? Alessandria? Vai ad Alessandria. Però per fortuna non sono molto collaborativi. La battaglia di Corfù è persa. Accidentaccio. Però possiamo bloccare quell'esercito magari a Corfù a sto punto. Allora. Qui siamo messi bene. Bravi, voi rimanete lì. Mi piace questo vostro rimanermene lì. Ormai Algeri è completamente bloccata. E anche quasi completamente assediata. Assediamo prima quella città che ci interessa di più. Adesso ci lanciamo il vostro attacco già. No, forse meglio aspettare un secondo. E non avete più possibilità di scampo, ragazzi. Già. No, quindi noi arriva il 26, gli altri il 27 e loro scappano il 30. Ecco, questa volta siamo noi in migliore posizione, quindi voi siete morti, ragazzi. Oh, bene. Una flotta nemica in meno. Possiamo mandare uno di questi. Non attaccare l'unità. Okay. Allora, vediamo cosa succede intanto. Beh, adesso ci sono pochi uomini degli ottomani nell'isola. Divisi sono di sicuro meno forti. Pensavo di mandare comunque ormai qualche... no, sono tutte danneggiate. Vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Non possiamo pattugliare i traffici, in questo modo perdiamo un po' di denaro, però neanche troppo. Influenza. Dovrei... per un anno abbiamo... oh, un po' di... peggioramenti, tra l'altro proprio a Venezia, nella capitale, quindi spendiamo un po' di soldi per ridurre un po' i danni, però mi sa che perderemo qualche ducato lo perdiamo per un'influenza. Accidentaccio loro. Cosa ci tocca patire per un'influenza? L'ultima provincia è questa. Si vede che soffre per il deserto. Mandiamola qua.
Allora, dovremmo anche riuscire a imporre un blocco agli algerini. Ormai cantè la loro flotta, non credo possa fare molto. Credo che non possa fare proprio niente. Vediamo le navi rimaste. Ma aspettiamo la fine del mese, dai. Così potremo aggiungere qualche gallegno all'attacco. Intanto blocchiamo anche gli ottomani. Con una colga ancora. Dove sono le colche? Tutte qua. Quant'è che siamo oltre il limite qua? Neanche troppo. Partiamo. Ok. Questa è una ottima flotta. Mandiamo una cosa. La Pinco Tremartino cerca di completare questa importante missione, intrappolare gli ottomani a Corfù. Allora, l'obiettivo adesso è finire prima la guerra contro gli algerini. Com'è la war exhaustion? Un po' alta. Allora, se cosa faccio qui? Compatto i reggimenti e questo lo mando via intanto che posso. Perché questo clima arido non fa bene ai miei soldati. Bravo. Riusci? No, non riesco. Però magari riesco a... No. Quant'è che ci si impiega, ragazzi? 2 giorni. Per un giorno non riesco a... Vabbè che per 2 galee un po' danneggiate. Non c'è niente di così grave. Qui status quo. Qui è andata un po' meglio. Non ci sono attacchi in vista. Bravi, sorvegliate, sorvegliate. Vediamo se riusciamo a passare qua. Quanto manca? Non sembra che succeda niente di interessante, semplicemente blocchiamo i porti. Però io penso che gli ottomani, pur avendo perso tutte le navi, siano sempre a tempo di farne delle nuove. No? Io riconosco quei malefici. A questo punto stacchiamo con le navi danneggiate, dato che non sembra che il nemico voglia opporre resistenza al nostro blocco. Qui c'è un esercito importante. Hanno vinto l'altra guerra. I tunisini un po' mi aiutano. 2000 uomini. Un aiuto molto consistente, bisogna dire. Ecco bene, questi fanno tempo a ripararsi. La Francia ci vuole sempre più bene. Non abbiamo più i cardinali. Dobbiamo aspettare un mese. Ah no, non possiamo farlo subito. Oh, bravi. Allora siete bravi. Grazie.
Allora, facciamo così. Vammi là e voi andatemi qua. Allora, quando vinceremo questo assedio, Serbia-Bosnia, una bellissima guerra. Dico bellissima perché si faranno male da soli e io, appena possibile, puff. Ah, bravi, i bizantini si ribellano. Siena è collassata. Intanto vedo che non se la vede bene il Papa. Mi fa piacere notare che ha delle capacità di assedio notevoli il nostro alleato, quindi ci aiuta più che altro con un leader. Se riesco anche a migliorare un po' Bisanzio, beh, in realtà io spero che Bisanzio venga conquistata, perché quando viene conquistata diventa più ricca, così quando poi la conquisto io sono proprio malefico. Allora, io adesso 2000 uomini li imbarco sulle navi e altri 2000 anche, quelli col generale. Anzi, aspetta un attimo. Ok. Così vado a assediare un po' anche gli ottomani, dato che il momento pare favorevole e ancora non si vedono supporti. No, sta guerra sembra andare molto bene. C'è in guerra anche con qualcun altro. Ok, qui lasciamo trasporti, gli altri li mandiamo. Voi qui come ve la cavate? Mica tanto bene. Altro, aspettiamo un altro mese, c'è un altro ciclo qua di assedio e poi, anzi forse ci conviene andarcene subito, no, però non arriviamo più in tempo. Ok, ce ne torniamo un attimo qua, vediamo come reagisce la flotta nemica. Nessuna reazione. Intanto qui non sembra che gli ottomani preparino niente di particolare. Quindi noi sbarchiamo in Achea. Momento. Western. Dov'è che vanno? Qua. È una fuga tipo. Bisogna stare attenti a sti qua perché... Allora facciamo così. Oh bene, la
capitale è caduta. E adesso assediamo. Dove vanno? Mar Ligure. Cercano secondo me di andare per vie traverse a Napoli. Anzi, noi andiamo di qua in modo da bloccare anche questo stretto. E subito li inseguiamo con il resto della flotta. Allora, forza. Quant'è che manca qui? Solo 10 giorni. Eccoli, vedi? Cosa dicevo? Ci attaccano in forza. Tutti allora. Anche voi ragazzi. Quelli lì arrivano il 14. Sono parecchie navi. Ci conviene lasciare tutti. Nasso sta attaccando la Crimea. Ah, bravo, Kandar, aiutali tu. Invece chi vedo qua? E giustamente qui siamo riusciti a passare. E scommetto che garantiscono. Maledetti. No, così non è bello. Allora, quindi qui non riusciremo a completare l'assedio. Quindi ragazzi, retrofront, dobbiamo affrontare questa battaglia navale. Anche tu ci fai qui in effetti. Non serve più lì. Allora, arriva fra 4 giorni. Insieme a 2 navi veneziane e le altre arriveranno poco dopo il supporto. Partiamo un po' meglio noi, dai. Ce la facciamo. Sì. Mi sembra manchi qualcuno. Maledetti. Com'è che non me ne sono accorto fino? Vabbè dai, per fortuna siamo molto più potenti. Nonostante loro... Mamma mia, li stiamo distruggendo. Ma voi non... Ma a sto punto cosa tengo a fare sti navi? A rischiare. Andiamone nell'Egeo magari. Quanto esercito hanno sti ottomani? Di navi ne hanno 0. Di esercito però ne hanno 33.000 uomini. Io da temere che prima o poi arrivino tutti. Andare a distruggere. No. Vabbè. Arriveranno a battaglia finita, quindi cosa faccio? Ma lasciamoli qua. Boom! Però ci siamo solo guadagnati. Intanto qui hanno cancellato gli inglesi. Magdeburgo non esiste più. Allora, qui abbiamo un bel po' di flotte che si sono riunite.
direi a questo punto, dove andate voi? Malta, vi inseguiamo, tanto vi riusciremo a neutralizzare, credo, senza troppi problemi. Il fatto che avere quelle... non arrivate in tempo, vero? Però water shortage ottimo. Ormai siete caduti in preda. Del... oh mio Dio, lasciamoli qui. Voi rimanete qua. Voi andate qua. Io pensavo quasi quasi, bisogna vedere un po' i costi. Cosa ci vuole? Ci vuole solo pagare, Allora, qua, che è un po' più dietro la sedia. Anzi, andiamo qua a sto punto. Ottimo. No, pensavo magari di annettere anche qualche... Perché questi ne abbiamo andati subito? E qui invece dobbiamo mandarli noi. Un momento, ragazzi. Mandiamoli. Facciamo così. Quello che intendo fare è mandare un esercito a Corfù prima che la prendano e distruggere così un esercito ottomano. Non è una cattiva idea. Ah, bene, benissimo. Va bene, finita l'influenza. Tra l'altro abbiamo un esercito adatto per l'attacco, quindi... Voi dove pensate di andare? Fermatevi qua. Che così completiamo anche questo assedio. A sto punto credo che convenga richiamare questi dalla Francia. Alla fine del mese li richiamo. Allora, andiamo a Corfù. Però le galene no. Momento. Lasciamo solo magari una barca. Non ho capito perché la barca, però. Questo esercito dovrebbe sconvolgere gli ottomani. Speriamo di arrivare prima della resa di Corfù. Non si arrenda in questo mese. Forza Corfù. Bravi. Vi salveremo alla nonnessa. Tanto Ramazan. Candore. Cose molto interessanti. Tra poco ci sarà la battaglia, quindi meglio mandare il numero maggiore di navi possibili. Ok, abbiamo ingaggiato i nemici a Corfù.
ottomani, oh mio Dio, sono sempre più numerosi e più invincibili. Abbiamo scoperto le Canarie intanto. Allora, però se li isoliamo a Corfù e però perché perdiamo così tanti uomini? Ragazzi, non hanno leader, sono pochi e perché lo sbarco è stato un po' svantaggioso. Adesso noi ce ne torniamo sulle navi, poi torniamo a Corfù, li distruggiamo, torniamo ancora. Potrebbe essere una strategia. Oh, tutte e due hanno ceduto. Scusatemi, mi sono dimenticato di richiamare i francesi. Algeria completamente occupata. Cos'è che offre, adesso che è completamente occupata? Di annullare il trattato con gli ottomani e di darci 150 ducati. Non ha capito i nostri intenti, giustamente adesso è meglio mandare i rinforzi. Vabbè che non credo che abbiano molte speranze. È morto l'ammiraglio. Vabbè, facciamo pace adesso tanto. Facciamo pace dopo aver vinto. Beh, una flotta in meno non fa male. Però vabbè, flotta... Ma sì, distruggiamo gli sta flotta. Disgraziati. Beh, non hanno perso la flotta. Potrei distruggergliela, ma non lo faccio. Beh, sarò buono. Quello che pensavo, allora di sicuro chiedergli un bel po' di denaro. Ah, giusto. Prima di tutto non voglio sprecare inutilmente potere diplomatico quando posso risparmiare. Quindi di sicuro vediamo chi subisce il Marocco, un po' di espansione aggressiva. Poi perdo un po' di... quello però non volevo perderlo. Pensavo di prendere magari anche... queste 3 province. Potrebbe essere una buona idea. Così poi le cedo alla Tunisia. Oppure ne prendo... Vediamo un po' queste. Che province molto utili. Allora. L'idea potrebbe invece essere di prendere queste. No. Poi vabbè, volevo fare anche questo. Insomma, volevo fare un po' troppe cose. Perché così vado a 101, vabbè, basta chiedere qualche ducato in meno. Così mi annettevo 2 belle province alla Tunisia. Perché no? Alla fine della guerra però potrei farlo. No, questa pensavo di cedergliela perché così magari questi malefici non si espandono da questo lato. E tra l'altro isolerei completamente. Però forse è meglio... Bah. Se invece prendessi queste... Questa gli rimane isolata, ma non è un problema per me. Ma sì, facciamo così, dai.
Non so, mi sembra di spendere un po' troppo potere diplomatico, però. Ah, beh, che problemi stupidi. Facciamo così. Ma sì, dai, facciamo così. Facciamo così. Perché non ho... Ho fatto un errore. Vabbè, potevo chiedergli 10 ducati in più e non glieli ho chiesti. Genialata pazzesca. Questa potrei anche annetterla, ma preferisco venderle. A guerra finita, però. Perché il punteggio è negativo, scusa? Ah, perché controllano la Chea, i malefici. E però adesso noi ce ne andiamo qua. Poi pian pianino. Però hanno fatto fuori già i ribelli, stanno anche convertendo le province. Loro possono già convertirle, io... Come fanno loro a convertirle? Boh. Algeri è entrata in una coalizione contro noi. Mi fa una paura. Davvero. Stanno assediando Ragusa, vuol dire che gli ottomani sono schierati contro... No. Hanno ottenuto il passaggio militare. Che cavoli, sono pazzi. Sono un po' in carenza di navi da trasporto, o sbaglio? 7 reggimenti. Perdiamo 30 ducati. Perché tanto per sconfiggerli perderemo manodopera e soldi. Meglio perdere solo manodopera e solo soldi, dato che li abbiamo. Questi qui ci attaccano in massa adesso, però, cosa che non è affatto ideale. Però io gli attacco la Chea, così poi gli cambiano idea. Che rima. Vediamo se queste si riparano. Sì. Andate in porto la riparazione. Non recluto più un esploratore perché intendo piuttosto reclutare un esploratore. Scusa, non recluto un ammiraglio perché voglio reclutare un esploratore. Qui il rischio di volta è leggermente alto. Spendiamo un po' di più potere. Mi sa che ci tocca. Almeno qui facciamo. Forse conviene far pace con quelli. Il fatto che se solo potessi... Ci stanno assediando. Voi perché state lì fermi a guardare? Ah no, invece qui c'erano ancora i ribelli. E stanno pure vincendo alla grande. Bravi. Ah, qui invece, scusa, questo lo possiamo fare.
Quindi di sicuro prendiamo queste idee. Colono, eccolo. Vabbè, al momento non serve a niente tutto ciò. Prima ci servono degli esploratori per poter colonizzare. E se questi invece noi... La situazione è un po' problematica. Sto sbagliando qualcosa qua. Forse mi conviene andare prima a distruggere il loro esercito. Con lo schitrucchi. Già. Vabbè. Questa guerra sembra che debba essere ancora lunga. O comunque più lunga. È scomparsa la nave ottomana? No. Perché scompaiono ogni tanto? Forza, distruggete quella nave. C'è sfuggita, maledetta. Era una galea. Andiamo a distruggere. No, vabbè. Quanto che ci impieghiamo? Un giorno. Ecco. Andiamo a riprenderci. Arrivato il 13, noi arriviamo molto prima. Lascia Alessandria, non si sente protetto. Ok. Abbiamo proprio 2 10 10 10. Ma dov'è la... Ah, ecco. Qui ce n'è un'altra piccola flotta. Giusto, non abbiamo nessuno. Andiamo a distruggere sti eserciti nemici. Beh, li possiamo far fuori 3000 per volta. Però sarà un po' difficile. Voglio vedere se riesco a togliere dalla guerra qualche alleato degli ottomani, tipo questo Paracoyonlu, a caso. Ciao, vi ho isolati. Povero ordine teutonico. Allora, questo lo possiamo rimandare ad Alessandria. No, no, non si è bloccato, siamo salvi. Giusto, forse è meglio salvare. Aspetta, tanto i salvataggi li fa lui ogni anno. Può capitare che si blocchi tutto. Beh, ne abbiamo fatti fuori 3000 intanto, questo non mi dispiace. Fra un po' finiamo l'episodio. Proviamo ad attaccarli in Dalmazia, anche se hanno qualche... Ora siamo troppi vicini. Questi stati inutili potrebbero uscire dalla guerra, no? No. Questi dove vanno? Ragusa. Ce la faremo ad attaccarli in maniera degna. Non hanno leader, dovremmo riuscire a distruggere.
piace distruggere gli eserciti così. Però adesso rinunciamo a quelle armate che sono di troppo. Allora, dato che non possiamo togliere quegli alleati, vediamo gli altri. Non credo. Perché? Però loro sono già un po' più... Cioè l'unica cosa che possiamo fare è offrire la sconfitta, però. Non è facile. Quindi rimandiamo diplomatico a Nasso. Intanto siamo già al 33% dell'annessione. Forse ci conviene far pace con gli ottomani? Ma no, secondo me no, basterebbe occupargli una provincia o due. Il fatto è che finché sono così numerosi non è facile. Tanto sono stupidi, tra l'altro, e non vogliono soffrire di appunto attrition, perciò ne lasciano pochi, però poi li distruggo, quindi forse era meglio soffrire di attrition. Cosa facciamo qua? Aspettiamo un mesetto in pace. Perché si mette sempre nei guai Genova con chi si incontra? Vabbè, ne rimane una. Tra l'altro adesso in effetti queste le possiamo anche mandare a Ragusa. Non ci sono nemici pericolosi in vista. Dove sono gli altri? Sti stupidotti attaccano Corfù, noi facciamo come al solito. In effetti potremmo bloccare un po' di porti agli ottomani. Ah sì. Mandiamo una COG. Non è proprio sicuro mandare una COG da sola. Perché il Portogallo ci odia? Ha capito che abbiamo intenzione di andare da loro? Cosa sta facendo? No. Ah no. Questa non era la flotta, giusto. Non capivo dove fossero finiti. Mi dispiace, addio Quaracoyonlu. Però non è il massimo neanche così. La Provenza. Addio anche lei. Il fatto è che qui ci sono sempre... Dove vanno? Hum? Le 9. No, non posso andare a Hum. Loro se ne restano lì. Che faccio io? Ragusa.
Hanno capito che forse gli conviene lasciare qualche uomo di riserva intorno. Beh, io li porto a Venezia. Ecco, questo intanto è pronto. I porti sono bloccati. Questi se ne restano in Serbia. In eterno. Allora, facciamo così, perdiamo un'altra unità, non ho voglia di... Se ne stanno proprio lì così fermi a guardare. Ad aspettare. Come va come reggimenti? Ne abbiamo meno di quelli che potremmo. Reclutiamo un po' di mercenari e facciamo un assalto. Però è troppo pericoloso. Vabbè. Ma scusa, ma quanti trattati hanno questi ottomani? Perché possono passare attraverso... Secondo me non hanno più potere diplomatico. L'hanno perso tutto in questo modo. Dai, andatevene. Gennaio. Adios, ottomanos. Ui, hanno preparato un assalto. Speriamo che queste flotte arrivino a difesa. Beh, dovremmo vincere ancora noi. Abbiamo vinto senza conquistare niente. Ogni tanto spero che... Perché stiamo perdendo, scusa? Però si è conclusa con un nulla hai fatto, il che non è molto piacevole. Facciamo così. Questa flotta la usiamo per gli attacchi via mare. Questa invece, ora più numerosa, la usiamo per i blocchi. Le cog le facciamo tornare. Ah, giusto, così possiamo anche imbarcare un esercito un po' più numeroso. Vediamo se adesso qualcuno di questi malefici
Alleati. Accetta una pace. No. Devo proprio distruggergli l'intero esercito perché accettino la pace. Corfù è scomparsa dalla vista. Non si sa bene perché. Le finanze sono in rosso. Eccoli qui. Riusciamo? Dove va? Da nessuna parte. Via dai, nave ottomana. Adios. Una galea in meno non fa mai male. Saranno in debito almeno sti ottomani. Spero proprio di sì. E voi vorreste aiutarli, eh? Ma io con le mie belle navi ve lo impedirò. Però noi perdiamo più uomini. Ah, hanno pure un leader. Adesso ci battono magari. Mio Dio. E che roba è? Vabbè, aspettiamo un mesetto a sto punto. Prima di attaccare. Sono 12. Più che altro una volta si poteva magari riuscire, annullando trattati, a buttare fuori almeno gli alleati dalla guerra, no? Adesso invece è un po' troppo complicato. Non si è capito bene. Salisburgo annesso all'Austria. L'Austria non mi piace. Sempre più malefica. C'è qualcosa da riparare? Ah, proprio le cog sono da riparare. Vabbè, quindi aspettiamo la fine del mese. Beh, il prestigio l'abbiamo ormai alzato al massimo. Questi sono sempre più numerosi. Mosca si allarga. E insomma, qui questa guerra è un po' troppo lunga. Gli ottomani sono troppo numerosi. Quando è che riusciremo ad attaccarli apertamente? Vediamo se hanno anche qui un leader. No, per fortuna. Sono anche sbilanciati. Possiamo già
richiamarlo. Vediamo che esercito hanno ancora gli ottomani. 12.000 uomini solo. Se riuscissi anche solo a distruggere i loro alleati. Ah, ecco, questo è tutto il loro esercito. Ma davvero? Aspetta un attimo. Perché a sto punto io... Com'è che è? Tra l'altro un esercito... hanno di fanteria. Allora, ho 13. Allora, dovremmo reclutare un esploratore. Beh, forse dopo la guerra, Tanto ci manca ancora un po'. Siamo un po' circondati da flotte nemiche qua. Però noi abbiamo 2 navi pesanti che credo li scoraggeranno abbastanza. E invece come limite di supporto, beh, siamo oltre il limite. Ho paura che se attacco ora... ecco, ora è meglio. Proviamo l'attacco. Voi non andate? Intanto reclutiamo qualche mercenario. Penso che riusciremo comunque. Chi sono sti qua? Eretici. Anche a Treviso c'è rischio di rivolte. Oh mio Dio, abbiamo un esercito di guerra che non è più controllato. Quanto ci impiega? Ho fatto una cavolata perché adesso arrivano gli altri. No, ce l'abbiamo fatta. No, non ce l'abbiamo fatta. Ok. Quindi come facciamo? Siamo in grado di resistere? Voi ci dareste possibilità di accesso? No. Voi? No. Quindi non posso richiamare. Allora, usiamo solo una COG per richiamare i mercenari. Non riusciamo a scappare perché non riusciamo a imbarcarci per tempo. Per un giorno. Cioè. Il fatto che il nostro esercito è un esercito offensivo. Com'è il loro generale? Ha fatto un po' una cavolata. In effetti. Vabbè, al massimo sarà una leggera sconfitta. Ecco. Lo stiamo distruggendo però. Ah, grazie allora per averci assalito. Chi avrebbe mai detto? Li abbiamo devastati. Mio Dio. Come mai?
Quindi gli ottomani adesso non avrebbero più neanche un uomo che combatta per loro. Beh, non è male questa cosa. Allora, portiamo l'esercito a Venezia. Anzi, adesso voglio con chi? Nessuno. Allora, facciamo così, portiamoli invece a Verona. Così non dobbiamo fare via mare il passaggio. Il fatto che Treviso è un po' montuosa, questa provincia. Quindi mandiamoli a richiamare pure il resto dell'esercito. Gli ottomani credo che però riusciranno a riorganizzarsi. Non me ne stupirei. Proviamo a reclutare ancora un'armata di mercenari. Ribelli eretici. Ci mancano gli eretici adesso. Vediamo chi abbiamo qua. Sono tutti buoni sti qua. Potremmo anche usare questo per spendere di meno. Vabbè. Se no qui solo la stabilità. Che non ci farebbe male un po' di stabilità, però non ce lo possiamo permettere. Ci saranno elezioni adesso. Beh, non credo che sti eretici abbiano un esercito regolare, schierato in maniera tattica e perfetta e impeccabile. Riusciremo a distruggerli, no? E dopo gli eretici facciamo fuori pure gli alleati dei cattivoni. Sto episodio sta durando troppo. Cioè, chissà. Non ho nessuna segnaletica. Però di sicuro sta durando tanto. Qui intanto la Serbia sta sconvolgendo la Bosnia. Riusciamo a distruggerli? Siamo anche di più. Il fatto che spesso i ribelli sono più pericolosi dei nemici. Aspettiamo la fine del mese che così riusciamo a rinserrare un po' le fila. Vabbè, possiamo anche aumentare leggermente. Ah, hanno pensato ora di farci l'embargo gli ottomani. Vedo un po' che è iniziata la guerra. Ottomani. Vedete che siamo in montagna. Non è il massimo. Abbiamo più perdite di loro, però vinciamo. Però migliaia di uomini morti non è il massimo, non è proprio il massimo. Vabbè, sconfitti. Anche qui facciamo passare un mese. Io quasi quasi cancello un altro reggimento. Vabbè, non possiamo cancellarlo. Ma non abbiamo più manodopera. Dobbiamo cancellarlo. Reclutiamo ancora qualche mercenario. Purtroppo qui la manodopera viene a mancare abbastanza facilmente. Aie. Lo stato della chiesa si è rinvigorito.
Ecco, teniamo il nostro eroe. Ah, militare, ottimo. Ci direi che è ora di fare qualche riforma militare, così sbaragliamo proprio anche tutti gli altri. Facciamo finalmente sto decreto. Kandar. No, non è un buon obiettivo. Poi possiamo costruire queste. Però siamo un po' impoveriti. Vabbè, comunque la costruiamo. Ui, questi ci attaccano sempre all'improvviso, quando meno te lo aspetti. Allora, questi li portiamo un po' più avanti, in Dalmazia. Qui gli sta andando pure bene, finché non arrivano i rinforzi. E ora non vi andrà più tanto bene, però questi vostri attacchi non mi piacciono. Oh, bene, affondate tutte. Addio, ciao. Senza danno per queste, tra l'altro. E questi li rimandiamo là. Quante armate sono? 12. Ah. Perché abbiamo lasciato tutta sta gente qua? 4. 12. Portiamoli a Creta o ad Atene. Mi sa che dovremo pure, anzi lo dobbiamo fare di certo, ridurre l'esaurimento di guerra. Purtroppo perdiamo un po' di... non siamo neanche arrivati in tempo. Vabbè. Guadagniamo un po' di influenza, dai. Qui chi ci segue? Ok. Potremmo anche conquistarne un altro, però non è prudente. Non abbiamo abbastanza vantaggio. Vabbè, questi li accontenteremo. Non credo che si potrà negoziare con loro. Perderemo solo un po' di prestigio. Sono stati abbastanza rapidi. Forse ci conviene far pace. Ma anche deve anche essere possibile per far pace. Se non è possibile far pace, non è possibile far pace. Accetterebbero una pace bianca, secondo voi? Tra
Tra l'altro, se riuscissi anche solo... Dovevo forse colpirli sul momento. Boh. Hanno subito reclutato un nuovo esercito. Provo a mandare tutto il mio esercito in Achea. Più che altro vorrei togliere dalla guerra i loro alleati. Accetterebbero se Beh, fra un mese accetterebbero se gli dichiariamo che abbiamo perso. Questi accettano se dichiariamo la sconfitta, però sono loro il problema. E loro non accettano perché? Non è chiaro. 34. Se per pace separata non la vogliono fare. E perché si sentono molto potenti. Invece loro non si sentono affatto potenti e quindi farebbero pace. Devo distruggergli l'esercito. Secondo me se gli riesco a distruggere quel maledetto esercito, Granada. Dopo Granada arriverà l'esplorazione geografica. Vabbè. Ma sì che concediamo almeno a questi. Vabbè che loro non attaccano. Ma sì, però concediamogli la no, ho cambiato idea subito. Allora. Qui non mettiamo i sicuri dentro. Bruno Cassandro, vai. No, però vedi, sono troppi sti maledetti. Cosa facciamo? Cerchiamo di ridurre un po' le spese per un mese. Non dovrebbero arrivare degli ottomani da queste parti. No, hanno cambiato subito idea. Ma non possiamo neanche attaccarli mentre... Ah, eccoli. Sti ottomani. Ecco, attaccano Corfù, bene, bravi. Anzi, andiamo allora davvero subito a sistemarli. Tutti quanti. No! Ah, non sei così stupido, Ottomano malefico. Tornano in Albania e la storia si ripete. A questo punto cosa facciamo noi? Dato che non si sbilanciano più nell'attacco, ma proviamo a assediarli. L'ideale... Allora, loro sono a livello 4 e noi pure. Invece questi sono a livello 3. Ottimo. Intanto che sono ancora a livello 3. Ahie. Creta 9%. Dobbiamo rifarlo. Non possiamo avere rivolta a Creta. Pure Biskra. Sono proprio dei belli malefici.
sì, non è una bella situazione. Per Venezia avere delle finanze in calo è assurdo, no? Non hanno leader, sono pazzi sti qua. Se non li aiuta subito l'altro, Tesseri 9, 19. Tessaglia c'è un buon limite di supporto. Cosa faranno gli altri? Abbiamo fatto un bel saccheggio. Mi sa che mi conviene andare il prima possibile da loro. Non vedo quello che fanno gli ottomani, il che è un po' preoccupante. Woods Plain, bah, non è così terribile. Uie, questa la perdiamo. Voi perché non ci aiutate? Potevamo fare la differenza. Perdiamo adesso. Ai ai ai. Era da prevedere. Pessima idea. Tra l'altro convertono veloci. No, non c'è più scampo. Dove scappo io? Corfù. Lasciamo un blocco e io cerco di scappare a Corfù. Vabbè che qualche speranza ce l'avremmo, se non... Scherzavo. Dai un bel 9. Non basta il 9. Perché mi siete andati in traccia? Tessaglia. Volete morire? Ok, non ho più un esercito. È ufficiale. Meglio far pace. Non mi sono andati a Corfù sti qua. Cavolo faccio a scappare adesso? Reclutare dei mercenari può essere una soluzione. Scappare mi sa che è una soluzione un po' più ragionevole. Crimea, pace bianca, accetto. 9. Loro arrivano prima. Se più che prima, proprio subito arrivano. Questa guerra non mi piace. Non mi piace. Non credo che questo mio fasullo attacco possa in qualche modo distrarre. Invece li ho distratti. Quando è che arriva il 12?
voi statevene lì. Noi intanto li saccheggiamo un po', dai. Fate pace. Facciamo pace. E tra l'altro adesso non voglio neanche più farla. Si sentono troppo incoraggiati da questa vittoria. Oh, un bel casus belli. Portogallo. Hanno appena fondato la loro prima colonia, che io gli ruberò prontamente. Troppi problemi. Qui. Però è meglio lasciar perdere sto. Il 24. Non riesco a far pace con questi idioti, dai. Per piacere. Ok, niente pace. Di nuovo. No, forse è meglio mandarli più vicini, insomma. Voi siete sicuri che non volete proprio partecipare a una guerra che è iniziata 100 anni fa, no? Va bene. Dove va? In Tessaglia. E state fermi. Ecco, un po' di saccheggi non fanno mai male. La situazione non è brutta. Qui lo saccheggio un po' qua e là. No, aspetta però. Allora, dov'è questo? Dammi 3 navi. Con quelle mando qua. No, allora. Tutte le navi. Sono così pazze. Non me l'aspettavo. Cosa cavoli ho fatto? Ok, sono impazzito. Mi sono dimenticato di farli tornare. E questi senza leader stanno andando incontro alla morte. No! Cosa ho combinato? Che sciocchezza. Cosa ho fatto? Ti prego. Mi sa che muoio. Vabbè. Se non morissi sarebbe meglio. Preferibile. Morto. Va bene. Sicuri di non voler far pace. Ma tra l'altro questa guerra non è che sia così malandata. Solo la fine che non è stata la migliore. Ops. Un momento però. Adesso dovrò preoccuparmi più che altro. Quanto ci impiega? 15 marzo. Allora ragazzi, dobbiamo salvarci, non possiamo mica. Questi arrivano straprima. L'unica speranza è andare a Tarnovo. Voi ci concedereste? Mio Dio.
Mettete il turbo. Ok. Allora, pace, 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 vi prego. Non accetteranno mai più la pace, sti qua. Oh yeah. Ecco, ho visto la rovina del mio esercito. Va bene. Chiuso il capitolo. E adesso? Dovrò aspettare 100.000 anni prima che capiscano che comunque non possono farci niente. Vai, facciamo così. Blocchiamogli tutti i porti. Che stupidaggine che ho fatto. Proprio per una stupidaggine. Un momento, vediamo se almeno sti alleati prima o poi. Va bene, calma. Calma. Molto difficile mantenere la calma, dopo aver perso in maniera così obbrobriosa. Un trattato molto malefico stanno facendo, vogliono dichiararmi guerra. Mamma mia. Almeno le flotte gliele affondo. Non sono più in una buona situazione. Ho capito perché non sono più in una buona situazione. Non ho neanche più soldi. Perché non ho più un esercito. Allora, e questa cosa può essere grave. Cambiate idea. Che roba noiosa. E se la facessimo finita? Cioè, se allestissimo davvero un bel esercito di mercenari a costo di quello che costi, andiamo ad Atene che ci assisterà di sicuro. Non ci odia Atene, no? Sono... facendo di tutto per bloccarli, ma sono proprio malefici. Sì, mi sa che bisogna far così perché... Tra l'altro... ecco, finalmente. Ascoltate. Gentaglia, accetto le vostre domande. Le vostre richieste. Queste guerre assurde, inutili. Sì,
Allora, devo distruggerli perché non accetterebbero la pace. Quindi l'unica cosa che posso fare è tentare di distruggerli. Però non in questo episodio. Dai, chiudiamo così in bruttezza. Beh dai, ricordiamo almeno la vittoria qui. Invece il Portogallo qui ci sta precedendo. Malefici. Che idee hanno scelto? Questi ancora nessuno, questi invece quelle sbagliate di esplorazione. Perché? I francesi economiche, loro nessuno. Spero che nessuno scelga, o almeno i norvegesi nessuno. Spero che il meno possibile scelga quelle coloniali. Vabbè dai, al prossimo episodio in cui faremo il culo agli ottomani. Ve lo garantisco, non ne posso più di sti ottomani.